Sono 422 gli stranieri in possesso di permessi di soggiorno falsi, cittadini cinesi, marocchini, tunisini, nigeriani e albanesi che devono essere trovati, identificati ed espulsi dall'Italia. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Gazzettino, la procura ha già trasmesso i nominativi alla questura di Padova. I nomi sono emersi durante i processi in corso. Il primo ha portato alla condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina un parrucchiere nigeriano e un padovano di 62 anni. In questo caso i permessi falsi sono 142. Il secondo filone di indagine riguarda invece un'organizzazione di persone, tra cui un ex poliziotto dell'ufficio immigrazione, che si facevano pagare in cambio di permessi di soggiorno irregolari a cittadini cinesi. Poi c'è l'inchiesta che riguarda un avvocato accusato anche lei di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per aver regolarizzato colf e badanti attraverso lavori fittizi, e infine il processo di un imprenditore che aveva messo in piedi un'associazione che ha portato 70 albanesi ad avere un falso permesso. Molti di questi stranieri sono passati da Padova e ora si trovano in altri paesi dell'Unione Europea. Sarà compito della questura individuarli, identificarli e provvedere alla loro espulsione.